c'era un gruppetto che si stava allontanando e questo fumogeno è stato esploso. Un fumogeno esploso fuori da scuola al termine delle lezioni da parte di uno studente dell'Ipsia Galilei di Castelfranco Veneto. Non un atto di bullismo, sottolinea la preside Rita Salvadori, nessuno si è fatto male né sono state coinvolte auto o biciclette che passavano in quel momento, ma un fatto grave di per sé, tanto che il ragazzo è stato sanzionato con 3 settimane di sospensione. La dirigente specifica che non si tratta di una punizione esemplare, ma semplicemente corretta in base a quanto previsto dal regolamento di istituto. La mia impronta è quella di non solo di sanzionare, ma di educare questi ragazzi. Abbiamo proposto alla famiglia di far andare il figlio in cooperative con cui siamo convenzionati, sono delle cooperative sociali e ci accolgono i ragazzi per al minimo una settimana. A lui abbiamo proposto addirittura 15 giorni di frequenza nelle cooperative che sono di disagio. Ma l'istituto professionale prevede anche lavori utili al proprio interno, così da far comprendere agli studenti più vivaci l'importanza di mantenere la scuola in ordine. La dirigente non ci sta a fare di tutta l'erba un fascio, spinte e urla di sabato scorso alla stazione delle Corriere che potrebbero costare a 4 giovanissimi un daspo urbano, poco c'entrano, dice, con l'episodio del fumogeno. Questo ragazzo ha manifestato nei primi giorni di scuola qualche momento di difficoltà ad adattarsi alle regole. Lo conosco, è un ragazzo che pigliato per il verso giusto magari riesce a reagire in modo diverso. E in quell'occasione nel gruppo all'esterno della scuola forse ha fatto effettivamente qualcosa di esagerato, io questo non lo nego, ma dire che è un bullo assolutamente no. Chi lo conosce sa benissimo che è un bonaccione e in quel momento è sicuramente esagerato.